Il documento più antico che ci parla della Pieve di Negrisia è un diploma del 793 dell'imperatore Ottone che stabilisce i confini tra la diocesi di Treviso e quella di Ceneda. A causa della Grande Guerra, nulla di quello che era stato un enorme patrimonio di edifici, documenti, opere d'arte e arredi ci è pervenuto. La costruzione di una nuova chiesa a Negrisia era cominciata già nel 1913, essendo la vecchia non più sufficiente a contenere la popolazione. Progettista dell'imponente chiesa neogotica è stato Domenico Rupolo. L'edificio si presenta a 3 navate coperte da volte a crociera con colonne in marmo rosso di Verona. A tutt'oggi non vi sono elementi precisi che ci permettano una datazione attendibile della chiesa di San Bonifacio a Levada, filiale della Pieve di Negrisia. Lavori particolarmente rilevanti furono eseguiti nel XVI secolo, tanto che la chiesa e l'altare furono riconsacrati. Artefice di questa ristrutturazione, che si rese indispensabile a causa dell'aumento della popolazione, fu il parroco Domenico da Refrontolo. Lo stesso curato commissionò nel 1530 al pittore trevigiano Francesco Bissolo 2 pale per la chiesa da poco restaurata. Il piccolo fonte battesimale venne eseguito probabilmente sul finire del XVI secolo, quando molti rettori delle cappelle campestri ebbero la concessione di battezzare. L'antica piccola parrocchiale conserva ancora numerosi affreschi quattrocenteschi e tra questi una Madonna in trono con bambino, detta Madonna della Rondine, di forte sapore nordico. La chiesa di San Bonifacio fu favorita anche dai nobili ottoboni, che nel 1667 eressero a proprie spese l'altare di Sant'Antonio. La chiesa nuova di San Bonifacio a Levada, ricostruita su disegno del Rupolo, è un edificio neogotico dalle linee pulite ed essenziali. Al suo interno sono esposte le suddette pale del Bissolo.